Amici di TeleG, ben ritrovati nella nostra nuova rubrica Biasantes in compagnia di Bruno Lombardi. Ciao Bruno, bentornato, buongiorno. Buongiorno a te. Parleremo di Risorgimento italiano oggi, nello specifico di Salvatore, il papà di Pompeo Calvia, Salvatore Calvia. A che proposito? Raccontaci tu. Eh sì, perché Salvatore Calvia è conosciuto dai più per aver progettato e costruito il campanile di Mores, della parrocchiale di Mores. Quel bel campanile. Eh sì, ma Salvatore Calvia è tanto di più. Infatti, per esempio, è un eroe del Risorgimento, un eroe perché è considerato un patriota ed è stato così celebrato al tempo, ma parliamo della prima guerra d'indipendenza italiana, quella del 1848. E vorrei parlare nello specifico di un fatto particolare, che io conosco bene perché ho anche fatto una pubblicazione su questo. Cioè, questo ragazzo, al tempo circa 25 anni, lui era classe 1822, si trovava a Roma per studiare all'Accademia di San Luca, all'Accademia Pontificia Romana di Belle Arti. Lui aveva già avuto un paio di lauree qui, insomma, già conseguito un paio di lauree qui a Sassari, ma lì a Roma vuole diventare o architetto o comunque insegnante. Che cosa succede? In quei mesi dei primi del 1848 l'Europa sta cambiando. Scoppiò la guerra. Soprattutto c'è una grande rivoluzione per quanto riguarda il rapporto tra monarchia, repubblica, borghesia, insomma tutti i popoli, molti popoli chiedono la Costituzione. Si inizia già in Sicilia, poi insomma a Vienna, poi anche nel Granducato di Toscana, ma così succede anche per Carlo Alberto nel Regno di Sardegna, che concede uno statuto, non lo chiama propriamente Costituzione, ma questa è una grande onda così appunto liberale, rivoluzionaria, che investe un po' tutta l'Europa, anche in Francia, in Austria stesso, anche a Vienna. In questo ambito c'è la figura di Pio IX, e anche lui, quindi Papa Pio IX appunto, dello Stato Pontificio, anche lui concede la Costituzione, ma concede tante altre cose. Infatti viene visto un po' da tutti, insomma da tutto il mondo europeo, come una figura mandata da Dio stesso, cioè proprio una persona di grande spicco. In quel periodo, nei primi mesi del 1848, inizia quindi a scoppiare la prima guerra d'indipendenza e siamo appunto già nel marzo del 1848. Salvatore Calvia, da studente, si arruola nei tiragliori, nel battaglione universitario romano. I tiragliori vuol dire una parola francese, le tiraglieri, i bersaglieri. Lui si arruola insieme a tanti altri studenti per fare l'Italia, perché c'è questa grande coalizione. Insomma, c'è il Papa, c'è anche il Granducato di Toscana, c'è anche il Regno di Napoli, o comunque delle due Sicilie, così chiamato, e anche il Regno di Sardegna, per questa grande coalizione. Al comando della coalizione, insomma, dell'esercito pontificio, che sì è un esercito regolare, ma sono anche i volontari, c'è il generale Durando. Salvatore Calvia fa parte dei battaglioni degli universitari romani. Nel terzo battaglione, nella terza compagnia di questi battaglioni, e si arruola per fare l'Italia. Va al fronte, si arriva al fronte, si va a Ferrara è l'ultimo, diciamo così, avamposto, se vogliamo, l'ultima città dello Stato Pontificio, per entrare nel Lombardo-Veneto. Siamo nel marzo del 1848, si parte da Roma intorno al 20-25 marzo. Nel frattempo Carlo Alberto ha già oltrepassato il Ticino ed è già andato a fare la prima battaglia, che se non ricordo male è quella di Pastrengo. Cosa succede? Che i pontifici, che sono nella coalizione ovviamente italiana, devono andare a contrastare verso nord, verso Treviso, a nord di Treviso, il generale Nugent. Il generale Nugent, austriaco, un grande generale, e sono tutti anziani, i generali austriaci, questa è una cosa che pochi sanno, così come Radetzky, sono tutti oltre i 70 anni, Radetzky addirittura ha 82 anni. Intanto in quei giorni Milano è caduta, cioè è caduta nel senso che ci sono state le famose 5 giornate di Milano. Venezia, lo stesso insorta, ha proclamato la Repubblica. Questo grande battaglione del generale Durando, dove è compreso anche il battaglione degli universitari romani, dove c'è appunto Salvatore Calvia, che è un soldato semplice, va verso la volta di Cornuda, sul Piave, un po' più a nord di Treviso, e lì avviene una grande battaglia contro gli austriaci. Una battaglia che sostanzialmente viene persa, quindi si abbandona il campo. Da soldato semplice però il signor Salvatore Calvia
praticamente riesce ad avere già gli onori, perché da solo riesce a farsi un po', come dire, una breccia intorno alle linee nemiche, viene ferito una prima volta leggermente alla coscia, poi viene ferito mostruosamente, così dicono i documenti, alla bocca. Quindi con questa grande ferita. Nonostante questo riesce ancora a continuare insomma, per una mezz'ora, un'ora circa, va avanti, riesce a seguire il battaglione che intanto sta ritirando a Treviso riuscirà ad avere un altro grande onore, perché nella famosa sortita degli austriaci nella porta di San Tommaso, che è una porta cinquecentesca molto bella da vedere, insomma un monumento così importante, in quella sortita lui si distingue, così dicono le cronache, gli stessi suoi colleghi, insomma, gli stessi suoi amici soldati. Quindi immaginate questo ragazzo che riesce a vivere la guerra con grande sentimento patriottico. Da Treviso si sposteranno, ed è ancora ferito, perché comunque si parla proprio di una grossa tumefazione alla bocca, quindi immaginate la faccia mostruosamente, insomma, compromessa, certo, i assolutamente. tratti somatici compromessi. Da questa battaglia di Treviso circa una decina di giorni passeranno, e siamo già a maggio comunque del 1848, perché Cornuda è intorno al 9 maggio la battaglia, mentre Treviso sarà intorno al 12-14 maggio, per 10 giorni riesce a curarsi, quindi diciamo c'è una sorta di tregua, si spostano a Vicenza, perdonate. E a Vicenza ci sarà un'altra grande battaglia a fine maggio contro gli austriaci, e la città verrà persa. Anche in quell'occasione lui, Salvatore Calvia, si distinguerà per grandi atti di eroismo. E si parla, insomma, una piccola leggenda, che probabilmente però non è così leggenda, che egli abbia addirittura fatto 50 prigionieri austriaci. Da quel momento, ormai la guerra è praticamente persa, quelle battaglie sono perse, il generale Durando riesce ad avere appunto così, insomma, a firmare un armistizio, ad avere gli onori, insomma, per andare via dalla città ormai presa dagli austriaci e ritirarsi a Ferrara. A Ferrara il generale Durando conferirà questo grande onore a Salvatore Calvia. Da soldato semplice egli diventerà ufficiale, quindi un sottufficiale, un sottotenente. Da quel momento, quindi noi vediamo Salvatore Calvia che nel giro di pochi giorni riesce a far capire che non è un semplice soldato, ma ha grandi capacità. Infatti nei documenti verrà appunto detto in questo modo. Ecco, questo credo che sia importante capire, la figura di un ragazzino, o di un ragazzo, vabbè, che al tempo, 25 anni. Al tempo diciamo che si diventava uomini presto, molto presto, la particolarità di un ragazzo che dall'architettura, dall'essere un futuro artista, riesce invece ad essere un grande patriota e diventare ufficiale. Le sue conoscenze sono quelle, quindi una grande mentalità di un sardo che pochi sanno, o anzi pochissimi. Infatti ti volevo dire proprio questo, che in termini di conoscenza poi alla fine magari è emerso molto di più il figlio Pompeo piuttosto che lui. Certo, lui è conosciuto praticamente solo o quasi unicamente per aver edificato. Per il campanile di Mores. Certo, invece c'è una grande storia dietro questo aspetto. Consideriamo anche che dopo Ferrara lui verrà confermato con questi grandi onori al campo del re di Carlo Alberto a Piacenza. Le sorti della guerra stanno ormai cambiando a favore degli austriaci piano piano. Da quel momento viene addirittura dato in consegna come uno dei capitani, se vogliamo, dei comandanti di un battaglione dei Vicentini, quelli appunto che lui è riuscito a prendere a Vicenza, nonostante la capitolazione di Vicenza, e avrà insomma il compito di andare poi a Milano da Garibaldi che entra in scena in quel periodo, e seguirà poi Garibaldi in altre due grandi battaglie, che sono quelle di Luino e Morazzone, e stiamo parlando dell'agosto del 1848. Grazie Bruno, ci puoi dare qualche anticipazione sulla prossima puntata? Di cosa parleremo? Vediamo un po' se riesco a tirarti fuori qualcosa. Parleremo di una Sassari del Settecento? Ma parleremo di una Sassari del Settecento. Va sì. bene, allora ti aspettiamo per giovedì prossimo. Grazie. E anche a voi rivolgo lo stesso invito, continuate a seguirci giovedì prossimo, ancora un'altra puntata insieme a Bruno Lombardi. Ricordate, Biazantes.